Coronavirus, i contagi non si fermano, 35 in Veneto, altri 43 positivi nelle ultime 24 ore, di questi 35 nel Padovano, le persone in isolamento sono quasi 1700. A Cona il sit-in per dire no all'ipotesi di riaprire la base militare per ospitare i migranti positivi al Covid, cittadini, sindaci ed esponenti di Lega e Fratelli d'Italia gridano no riapertura. Prostituta nigeriana positiva al tampone a Vicenza è corsa contro il tempo per interrompere la catena dei contatti della ragazza. Primo ingorgo fiscale post-Covid, quasi 250 scadenze da oggi alla fine del mese, i commercialisti minacciano lo sciopero, imprese deluse per il mancato rinvio. Individuato e fermato il responsabile del pestaggio di venerdì sera a Conegliano, l'accusa è tentato omicidio, la vittima, un 21enne albanese, è in fin di vita. 36 anni di Padova semina il panico al casello della 4 a Villesse gridando di avere in auto una bomba, tratto chiuso ed intervento della polizia, era un falso allarme. Doppio Leone d'Oro alla carriera per la 77esima mostra del cinema di Venezia, la regista di Hong Kong Anne Hui e l'attrice britannica Tilda Swinton, l'annuncio del direttore Barbera. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'aggiornamento relativo ai contagi del coronavirus sul nostro territorio veneto, diffusi dal bollettino quotidiano dell'azienda Zero. Si registrano altri 43 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, portando il dato complessivo a 19.661 dall'inizio dell'epidemia. 3 i nuovi decessi, con il numero complessivo delle vittime che sale a 2.053 tra ospedali e case di riposo. Molti dei nuovi positivi delle ultime 24 ore, ben 35, fanno riferimento alla provincia di Padova, leggero incremento, più 3 nei pazienti con Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri della nostra regione, mentre è stabile 7 quello dei ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali del Veneto. Andiamo ora a Cona, dove c'è stato oggi pomeriggio un sit-in di protesta per dire no all'ipotesi di riaprire la base militare per ospitare i migranti risultati positivi al Covid. Cittadini, sindaci dei comuni limitrofi ed esponenti di Lega e Fratelli d'Italia hanno manifestato al grido no riapertura, no Lazzareto. Vediamo. Siamo a giusto che non siamo messi. Bravo sindaco! Un lucchetto simbolico, perché si capisca bene che l'intenzione è quella di non veder riaprire l'ex base militare di Cona, già utilizzata in passato per ospitare fino a 1.500 migranti. Accaniti cittadini ed esponenti della Lega di Fratelli d'Italia, con il sindaco Aggio in testa a contrastare l'idea, balenata al prefetto Zappalorto di Venezia, di adibire le caserme per la gestione di un aumento di contagi tra i migranti. Episodio scatenante è quello dei 42 richiedenti asilo, ospiti della Croce Rossa Iesolana, trovati positivi e momentaneamente portati nel comune di Cavarzere, proprio a pochi chilometri da Cona. Chiediamo agli italiani e ai nostri concittadini degli sforzi anche esagerati a volte o percepiti come tali per rimanere a casa e quant'altro durante il lockdown, mentre ci rendiamo conto che invece ci sono persone che pare che esulino da qualsiasi obbligo. E infatti a sostenere la causa di Cona un folto gruppo di sindaci dei comuni limitrofi, da Cavazzana a Bagnoli, che hanno vissuto in prima persona le difficoltà nella gestione di centri per immigrati, oltre ai numerosi parlamentari scesi in campo per appellarsi al governo affinché problematiche del genere non ricadano sui primi cittadini. So che anche il sindaco si è sentito con il viceprefetto, insomma credo che il dialogo sia la miglior cosa, il prefetto credo che capirà le necessità della cittadinanza di Cona e quindi non farà riaprire questo centro, ma tutelerà i cittadini di Cona. Cosa facciamo? Portiamo in mezzo a noi della gente infetta, che poi arriva, vengono naturalmente presi, guardati, rinchiusi e scappano.
e scappano in mezzo alla popolazione. Con i colleghi deputati e senatori della provincia di Venezia, quest'oggi alla Camera abbiamo protocollato un'interrogazione parlamentare urgente al Ministro degli Interni Lamorgese, chiedendo non solo spiegazioni per quanto è avvenuto a Jesolo. Noi continuiamo a ripetere al governo che l'unica soluzione è continuare con i blocchi navali. Cona ha già dato no al lazzaretto, scrivono i cittadini di un paese a contagi zero e ad elevato numero di popolazione anziana. Ed ora andiamo a Jesolo, dove appunto è scoppiato la scorsa settimana questo nuovo focolaio tra i migranti ospitati presso la sede della Croce Rossa di via Levantina. Questa mattina sono scattati i controlli nelle aziende dove alcuni dei migranti lavoravano. Intanto a supporto delle forze dell'ordine è arrivato anche l'esercito. Covid alla Croce Rossa di Jesolo. Non si placano le polemiche dopo la scoperta dei 43 migranti positivi al coronavirus. I contagiati sono stati trasferiti, gli altri 85 negativi al tampone sono in isolamento nello stabile di via Levantina e la notizia rimbalzata sui media nazionali ed internazionali non sta certo facendo una buona pubblicità alla località balneare, tanto da far partire azioni legali. Noi, come sicuramente la Confcommercio, ma anche le altre associazioni, vogliamo capire cosa è successo, com'è possibile che ci siano 43 ospiti della Croce Rossa positivi e che nessuno si sia accorto di nulla. Quindi ovviamente è una cosa che vogliamo capire, indipendentemente poi dalla richiesta danni o no, che se c'è qualche responsabilità è giusto che venga fuori, però è anche giusto sapere e capire perché è successo questo e anche per evitare che succeda ancora. Quindi quello che stiamo chiedendo un attimino, che la Croce Rossa sia destinata eventualmente ad altre attività della Croce Rossa, ma non ad ospitare dei migranti. Intanto è arrivato anche l'esercito a supportare le forze dell'ordine nel controllare che nessuna delle persone in quarantena esca dalla struttura e sul fronte epidemiologico sono scattati i controlli sui contatti dei migranti, in particolare nelle aziende dove alcuni di loro lavorano. Dal punto di vista epidemiologico non siamo preoccupati, nel senso noi adesso stiamo facendo le verifiche sulle aziende dove alcune di queste persone lavoravano, sono soprattutto aziende agricole del territorio, quindi stiamo vedendo tutti i contatti come facciamo solitamente quando ci sono delle positività e li stiamo portando con il nostro Dipartimento di Prevenzione per avere un quadro più generale. A Jesolo, come sul resto del litorale, non risultano altre positività. Per turisti e pendolari, numerosissimi soprattutto nel fine settimana, restano le raccomandazioni su distanziamenti, igiene e mascherine. Se la gente ci aiuta, a ottobre ci saranno meno rischi, se non ci aiuta sarà forse un brutto autunno. Però ripeto, in questo momento la situazione dal punto di vista epidemiologico e sanitario è assolutamente tranquilla. E a Vicenza ora, dove è corsa contro il tempo per interrompere il contagio provocato da una prostituta nigeriana 23enne risultata positiva al Covid. L'invito di Comune e Sanitari a farsi avanti per evitare appunto il diffondersi del contagio. Sentiamo. È ricoverata al reparto di malattie infettive all'ospedale San Bortolo di Vicenza in quarantena la 23enne di origine nigeriana positiva al Covid-19, è arrivata venerdì al pronto soccorso. Le sue condizioni sono migliorate ma il tampone è sempre positivo. Poche le informazioni fornite ai sanitari se non un documento che attesterebbe una sua residenza a Trento e poi la ragazza si sarebbe chiusa nel silenzio. La giovane, che praticherebbe l'antico mestiere della prostituzione lungo corso San Felice, la direttrice, quella della statale 11 ben nota per le belle di notte, era stata accompagnata all'ospedale da un uomo, quasi sicuramente il protettore, che appena avuto la notizia della positività della ragazza si sarebbe dileguato. L'assessore ai servizi sociali da subito si è messo a disposizione dei sanitari attraverso gli operatori di strada del progetto regionale La Nave, che settimanalmente monitorano le ragazze e la giovane 23enne non risulterebbe tra i volti conosciuti, tanto da pensare che sia arrivata da non molto in città. Ad oggi questa signora non è una persona conosciuta dagli operatori e quindi non sappiamo onestamente chi sia, meglio quantomeno dove abita e con quale persona è stata in contatto, se vive con qualche altra compagna o amica o amico, e quindi onestamente in questo momento credo che l'autorità sanitaria stia facendo di tutto il possibile per ricostruire quello che è la rete dei rapporti che possa aver avuto.
In queste ore una corsa contro il tempo per ricostruire movimenti, vite e contatti della 23enne. Fondamentale capire da dove arriva effettivamente e con quante persone è venuta in contatto stretto, compresi gli stessi clienti. Capire questa persona se è arrivata da poco in città, se vive in città, perché potrebbe anche essere che non viva in città come invece sembrerebbe dichiarare, e quali sono le persone con le quali sono state messe in contatto. Compito e massimo obiettivo: interrompere la catena dei contatti, e per questo viene lanciato un invito. Le persone che eventualmente possono essere state in contatto in qualche modo dovrebbero farsi sentire o farsi vive con l'ULSS per cercare appunto di poter evitare di far diffondere questo virus. Tamponi per tutti gli operatori e per tutti i 35 bambini che partecipano al centro estivo delle scuole elementari Rodari a Verona, e questa è la decisione frutto di intesa tra ULSS e Comune per quanto riguarda il caso di Covid-19 emerso nel fine settimana a Verona nel quartiere di Borgo Venezia. A risultare positiva un'assistente sociosanitaria che segue alcuni bambini disabili che aveva contattato il proprio medico dopo essersi accorta di manifestare sintomi tipici della malattia, tra cui la perdita dell'olfatto. Oggi il centro estivo è rimasto chiuso e lo sarà, rende noto la cooperativa che lo organizza, fino a quando l'ULSS non darà il via libera. L'attesa dovrebbe durare in ogni caso pochi giorni. Nel frattempo verranno sottoposte a tampone tutte le persone che hanno partecipato o lavorato al centro estivo, inclusi anche i bambini che non fanno parte del gruppo di questa operatrice, ritenuti comunque non a rischio. Ed ora il bilancio aggiornato dei casi positivi al MAP, il mercato agroalimentare di Padova. Un solo nuovo caso positivo che si aggiunge al barista ricoverato giovedì a 4 lavoratori imparentati tra loro positivi al tampone, e quindi di 6 contagi complessivi il bilancio al MAP, il mercato agroalimentare di Padova. In queste ore sono stati analizzati tutti i 185 tamponi eseguiti sabato dall'ULSS 6 Euganea. È stato riscontrato un solo positivo di nazionalità italiana, un esterno, un cliente del mercato già in isolamento domiciliare e di cui il Dipartimento di Prevenzione sta tracciando i contatti all'interno e all'esterno del MAP. Restano chiusi 2 bar, in quanto appunto i 5 lavoratori imparentati tra loro e con il barista ricoverato sono risultati positivi al tampone. Dall'alba di oggi è continuata l'attività del punto tamponi allestito dall'ULSS in collaborazione con il MAP per le persone che operano all'interno della struttura. Non ci sono altre misure restrittive oltre alla chiusura dei bar, a parte la misurazione della temperatura e la registrazione di tutti i camionisti che entrano, con moduli forniti nella loro lingua se stranieri, in modo da poter avere i loro dati in caso di necessità di tracciamento dei contatti se emergeranno altri casi positivi. Ogni giorno circa 1500 persone frequentano il mercato, con 3 addetti alla vigilanza per il rispetto delle regole. Il distanziamento è stato aumentato a 2 metri. In caso di seconda segnalazione per chi non indossa la mascherina, viene inviata una comunicazione allo Spisal. Infine, per i camionisti stranieri ci sono bagni dedicati e percorsi separati per limitare i contatti. Intanto, al distretto sociosanitario di via Temanza, l'Arcella, ieri sono stati effettuati altri 123 tamponi. E torna la preoccupazione nel Padovano anche per le case di riposo. Sentiamo. Torna la preoccupazione nelle 37 case di riposo della provincia di Padova. Aumentano infatti i casi di contagio, che sono 7 tra Padova e Camposampiero, con decine di tamponi effettuati tra ospiti e operatori. La situazione è sotto controllo, ma complessa, perché in queste ore gli operatori sanitari dell'ULSS stanno ricostruendo contatti e spostamento dei soggetti risultati positivi. In particolare ci sono 6 casi di positivi al tampone in un centro per anziani di Camposampiero, dei quali 4 sono operatori e 2 ospiti. Tra i 4 operatori sanitari, una è un'infermiera straniera dell'Est, gli altri 3 sono cittadini camerunensi che hanno partecipato alla commemorazione funebre di un connazionale in un parco di Padova, situazione che l'ULSS 6 sta cercando di gestire, rintracciando tutti i circa 200 partecipanti all'evento. Il 7° caso si è registrato nella struttura Alta Vita IRA di via Beato Pellegrino a Padova ed è un'infermiera straniera. Qui gli ospiti sono oltre 300, chiuso il reparto in cui lavora l'infermiera e tamponi in corso. Accertamenti anche per un ospite di una casa di riposo di Conselve. Nelle strutture di Camposampiero e Padova sospese temporaneamente le visite dei familiari.
E alla situazione che si è venuta a creare nel veneziano dopo i 43 positivi individuati alla Croce Rossa di Jesolo, poi trasferiti a Cavarzere, è dedicato il nostro sondaggio di questa sera. È stata fatta, l'abbiamo sentito nel primo servizio, anche l'ipotesi di riaprire la base di Cona. Ebbene, per il nostro sondaggio vi chiediamo: migranti positivi, riaprire la base di Cona? Se per voi la risposta è sì, fate uno squillo gratuito allo 0422 162 6691, se per voi è no allo 0422 162 6690. Il risultato del sondaggio questa sera in prima serata nel corso della puntata di oggi di Ring. Ed ora parliamo di tasse con il primo ingorgo fiscale post-Covid. Sono quasi 250 le scadenze da oggi alla fine del mese. I commercialisti minacciano lo sciopero, con le imprese deluse per il mancato rinvio e la rabbia dei lavoratori autonomi stremati dall'emergenza economica. Nessun rinvio, nessuna proroga al pagamento e così il 20 luglio diventa il lunedì nero delle tasse, una raffica di adempimenti da oggi alla fine del mese per imprese, partite IVA, negozianti. Alla scadenza di luglio, già molte in un periodo normale, si sommano quelle previste al 30 giugno, slittate causa Covid di 3 settimane. Fatto sta che sono ben 246 le scadenze da osservare entro luglio, troppe in poco tempo, con i commercialisti oberati di lavoro che chiedono un rinvio e minacciano lo sciopero e i contribuenti, spesso a corto di liquidità, in difficoltà a pagare. Si sperava in un ritardo, uno spostamento del pagamento di tutte queste dipendenze fiscali e invece il governo lo ha mantenuto, ma lo ha mantenuto perché ha problemi di cassa, altrimenti lo avrebbe spostato. Gli 8 miliardi circa che dovrebbero entrare da questa prima tranche, se così vogliamo chiamarla, di adempimenti, servono per ovviamente sostenere tutte quelle azioni che ha messo in campo dovute al Covid. Dal mondo delle imprese si era levato un forte appello al governo ad un rinvio delle scadenze, appello che non è stato accolto, in particolare a far arrabbiare soprattutto l'acconto 2020 di IRAP, IRPEF e IRAS. Io credo che sia tempo di passare dalla stagione delle emergenze alla stagione della programmazione, perché è vero che lo Stato ha bisogno di entrate, ma fa 100 miliardi di debito, fanne 108, cambia poco per lo Stato, perché mi pare che l'entrata di questo periodo sia circa 8 miliardi, primo. Secondo, ripeto, sull'acconto del 2020, chi è sicuro che quello che paga è giustificato se l'andamento è quello dei primi 6 mesi? Perché io corro il rischio di pagare una cosa che dopo vado a credito nel 2021. Allora, se ho difficoltà di natura finanziaria, mi vuoi far tirare fuori soldi, perché cerca di dire, va bene, 3 mesi, 6 mesi, spostiamo l'acconto. Parliamo di turismo, ora un vademecum per gli operatori del Veneto è stato presentato questa mattina a Palazzo Grandi Stazioni. Ogni organizzazione, privata o pubblica, deve darsi dei valori di riferimento per poter operare al meglio. Qui noi ne abbiamo elaborati 10 importanti che servono a far sì che tutto il territorio, non solo gli operatori turistici, ma soprattutto anche i cittadini, prendano coscienza di dove abitiamo, cosa abbiamo a disposizione nel nostro territorio. Ricordo che tutto il territorio veneto, tutti i comuni della regione Veneto sono potenzialmente tutti destinazione turistica. Quindi di questo dobbiamo esserne consci, prima di tutto noi cittadini. L'assessore al turismo ha presentato la carta fondamentale dell'accoglienza e dell'ospitalità, una delle 12 azioni di lancio del piano strategico del turismo che riassume in un vero e proprio decalogo declinato per le diverse tipologie d'accoglienza. Un progetto nato prima della pandemia, ma che ora si consolida a maggior ragione. E oggi più che mai diventa un elemento imprescindibile, uno strumento base, una sorta di linea guida per quella che sarà poi la ripartenza del settore turistico di tutti gli operatori di questo settore. Si parla anche di sicurezza, si parlava di sicurezza prima ancora dell'avvento del Covid, quindi questo ci dimostra che avere un decalogo dei valori di riferimento per tutti noi per fare accoglienza sul territorio è fondamentale anche sul tema della sicurezza. La carta parte dal riconoscimento di 10 qualità del Veneto che lo raccontano come una destinazione per tutti, affidabile, autentica, connessa e molto altro. E la vera sfida è mettere in pratica i suggerimenti proposti.
Un piano strategico è importante quando lo si crea, ma è fondamentale farlo rispettare. Quindi altrimenti rischia di essere un bel piano che rimane nel cassetto. Questo è il rischio di solito di tutti coloro che fanno i piani strategici. Noi stiamo dimostrando che di anno in anno lo applichiamo con obiettivi specifici e finanziando anche questi obiettivi. La cronaca ora ha individuato e fermato il responsabile del brutale pestaggio di venerdì sera a Conegliano. La polizia lo ha condotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio. La vittima, un albanese di 21 anni, è in fin di vita. Possibilità. Lei ha 102 anni e lui ne ha 100. Si sono ritrovati, sono innamorati, nei luoghi comuni, ognuno ha la sua stanzetta. A 48 ore dal violento pestaggio, poco lontano dalla stazione di Conegliano, il responsabile è già in cella. Si tratta di un 23enne di origini senegalesi, Sileimane Pam, fermato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio venerdì sera tra via 21 aprile e piazza Aldomoro di un operaio 21enne albanese ora ricoverato in terapia intensiva a Conegliano in condizioni gravissime, ridotto in fin di vita dai colpi ricevuti anche quando era ormai esanime a terra. C'è stato prima un colpo assestato con le mani e successivamente anche un colpo assestato con il piede che purtroppo ha provocato danni ingenti alla vittima. Una zona ben conosciuta dagli agenti del commissariato, quella della stazione, e con essa i giovani che ci gravitano. Questo e la collaborazione dei testimoni hanno consentito di risalire velocemente al responsabile, un giovane incensurato che vive in città con il padre e i fratelli. In questa ricostruzione, in questa attività di indagine è stata preziosissima la collaborazione di numerosi cittadini che anche spontaneamente si sono rivolti presso il nostro commissariato di pubblica sicurezza in Conegliano per fornire un contributo testimoniale fondamentale all'individuazione dell'autore del fatto grave. Sui motivi del violento litigio e il contesto in cui è maturato, gli investigatori della Mobile stanno proseguendo le indagini che potrebbero portare anche al coinvolgimento a vario titolo di altri soggetti. Intanto il questore risponde così alla richiesta di maggiore vigilanza arrivata dal sindaco di Conegliano Fabio Chies. I controlli che erano già in corso, sono stati già disposti, proseguiranno anche nei prossimi giorni e con l'intento di limitare e se possibile eradicare il fenomeno con tutte le disponibilità, tutti i mezzi, gli strumenti normativi che avremo a disposizione. 36enne di Padova semina il panico al casello della A4 di Villesse gridando di avere in auto una bomba. È stato denunciato per procurato allarme un 36enne di Padova che si è presentato al casello autostradale della A4 di Villesse in provincia di Gorizia affermando di avere una bomba in auto. L'uomo, dopo aver preso il biglietto d'ingresso al casello, sarebbe sceso gridando di avere un ordigno a bordo. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, mentre il personale dell'autostrada deviava il traffico chiudendo le piste del casello. Dagli accertamenti gli agenti della Postrada hanno poi verificato che si trattava di un falso allarme e così l'uomo, di origini romene, è stato denunciato per procurato allarme. Ignoti al momento i motivi del suo gesto, mentre il casello, chiuso sia in entrata che in uscita, è stato riaperto dopo 2 ore. La politica, ora Rifondazione Comunista ha presentato a Padova il suo candidato, sarà Paolo Benvenu a correre con lo slogan Solidarietà, Ambiente, Lavoro per la poltrona di Presidente della Regione Veneto. Essere coerenti sulle questioni ambientali significa battersi contro le grandi opere, significa battersi contro le Olimpiadi invernali di Cortina, significa smetterla con un modello di sviluppo che ha portato il Veneto ai vertici europei dell'inquinamento ambientale, del consumo di suolo, significa rovesciare un'impostazione dell'economia e della società veneta che ha reso povera una parte cospicua di questa popolazione. Si presenta così Paolo Benvenu, storico leader di Rifondazione Comunista a Padova e in Veneto. Sul simbolo che presenteranno alle elezioni regionali del prossimo 20 e 21 settembre si legge solidarietà, ambiente e lavoro. Questi i 3 punti cardine della sua candidatura. Che sta dentro le stesse parole che abbiamo usato per la nostra lista: solidarietà, ambiente e lavoro. Questi sono i temi non solo di una generica indicazione per una lista, ma sono temi e terreni
propri di una battaglia politica che noi vogliamo portare avanti coerentemente in questa regione. La scelta è quella di correre da soli, non nel centro-sinistra con un partito democratico egemone che secondo Paolo Benvenu non risponde più alle esigenze dell'elettorato e ai suoi valori. A noi non ci piace il fatto che si faccia una coalizione di centro-sinistra dove ci sono le forze che hanno sostenuto l'autonomia differenziata di Zaia, che sono d'accordo con le grandi opere, che sono quelle che in Parlamento hanno votato per il Job Act, producendo la precarietà che vediamo. Sono le stesse forze che oggi criticano Zaia sul tema della sanità, ma nelle regioni governate dal centro-sinistra la realtà diciamo che è più o meno la stessa. Insomma, le politiche di tagli alla sanità hanno investito il Veneto così come hanno investito altre regioni, forse il Veneto anche meno, a dire la verità. La cultura oggi, perché sono stati attribuiti alla regista Anna Hui e all'attrice Tilda Swinton i Leoni d'Oro alla carriera della 77esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. La decisione è stata presa dal CDA della Biennale, che ha fatto propria la proposta del direttore della mostra, Alberto Barbera. Uno sguardo alla nostra programmazione serale, come ogni lunedì a partire dalle 21:15 torna Ring. Questa sera ospiti di Ferdinando Avarino, Simone Borile dei 5 Stelle, Gianluca Forcolin della Lega, Pietrangelo Pettenò di Rifondazione Comunista e Giorgio De Zen del Veneto. Che vogliamo? Appuntamento quindi a partire dalle 21:15 con Ring. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione, ci salutiamo dando come sempre uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Settimana alquanto turbolenta in cui non mancherà il sole ma nemmeno una lieve instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 21 luglio. Sul Veneto generali condizioni di bel tempo, avremo un ampio soleggiamento e cielo sereno, specie nella prima parte della giornata, perché a partire dal pomeriggio sarà possibile qualche annuvolamento sui monti, anche con qualche acquazzone localmente fin verso la pianura. Clima caldo con temperature minime fino a 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 29 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sole un po' dappertutto, salvo per occasionali precipitazioni temporalesche sulle zone alpine, specie nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime sui 29-31 all'incirca. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui inizialmente sarà soleggiato, col passare delle ore qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime sui 18-19 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Ad accogliervi sarà Conegliano.